Non sarà uccisa l'orsa che insieme al suo cucciolo per 2 volte quest'estate si era ritrovata faccia a faccia con alcuni escursionisti in Trentino. L'unica cautela ragionevolmente praticabile allo stato è quella di consentire la cattura dell'orsa F-36 senza procedere al suo abbattimento. Si legge così nel decreto con cui il TAR di Trento ha accolto il ricorso di ENPA, OIPA, LEIDA, LNDC, WWF e l'IAL. Il ricorso contro la provincia autonoma di Trento accolto dal TAR, che ha ritenuto che in entrambi i casi si sia trattato di un falso attacco, cioè non di un'aggressione, bensì di un'autodifesa da parte della mamma orsa. Il presidente Maurizio Fugatti annuncia già appello al Consiglio di Stato. Servono leggi speciali, dice, per poter intervenire immediatamente. La vita di una persona va tutelata rispetto alla vita di un animale. Ma almeno per il momento il Tribunale amministrativo ha dato ragione alle associazioni animaliste. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 12 settembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'orsa F-36, salvata dal TAR di Trento. Allora vediamo il titolo della notizia sul Gazzettino di oggi: Trento, mamma orsa vivrà, provincia bocciata dal TAR. Per il tribunale è stato un falso attacco agli escursionisti, F-36 difese il cucciolo. Il giudice dice: anziché arretrare, gli uomini sono corsi sull'albero, l'orsa va soltanto catturata e quindi non abbattuta. Il presidente della provincia di Trento Fugatti annuncia di voler ricorrere in appello al Consiglio di Stato. Servono leggi speciali, dice, la vita di una persona vale più di quella di un animale. Nel frattempo, almeno fino all'udienza del 12 ottobre, F-36 potrà essere al massimo reclusa, ma per le associazioni animaliste ENPA, LEIDA e OIPA si tratta comunque di un provvedimento ingiustificato, in quanto l'area del Casteller notoriamente rappresenta una soluzione assimilabile al 41 bis. L'AV ha preparato allora una diffida perché l'orsa sia lasciata in libertà. La deputata Michela Vittoria Brambilla dell'associazione Leida attacca: vogliono ammazzare l'orsa perché non c'è posto al Casteller. Sul punto il TAR ha bacchettato il presidente della provincia di Trento Fugatti: tale inadeguatezza è esclusivamente imputabile alla stessa amministrazione provinciale e quindi non si può abbattere l'orsa perché manca lo spazio per trattenerla in cattività. Questo per quanto riguarda la vicenda dell'orsa in Trentino. Noi voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. La guerra dei VC a Venezia, un'altra notizia sul Gazzettino. Ne vanno posizionati 28 di bagni pubblici, ma per ora disco rosso. 5 ore di scontro in conferenza dei servizi, ma servono verifiche, potrebbero esserne installati 2 in via sperimentale. Di cosa si tratta? Sono previsti dei gabbiotti a forma di edicola nei campi della città storica, molti rilievi da parte della sovrintendenza. Le categorie sono perplesse. Allora leggiamo l'articolo di Michele Fullin sul Gazzettino di oggi. Che a Venezia non ci sia un gran numero di gabinetti pubblici è un dato di fatto, ma che si pensi come risposta a questa esigenza di disseminare un gran numero di gabbiotti a forma di edicola per i campi della città e anche in zone monumentali è un'idea che deve essere a dir poco approfondita. Questo è quanto è scaturito ieri dopo 5 ore di conferenza dei servizi, durante le quali si sono confrontati i proponenti della soluzione, il comune, le categorie economiche e la sovrintendenza, che a Venezia ha sempre l'ultima parola, giustamente, su ogni cosa che viene posizionata sulla pubblica via o che sia visibile da essa. Proprio
Dall'ufficio periferico del Ministero della Cultura sono stati parecchi rilievi sia a livello tecnico che estetico, alla quale si sono unite le perplessità dei rappresentanti di categoria e persino dell'amministrazione. Insomma, fumata nera per il progetto che si è aggiudicato il bando da 5.800.000 euro che il Comune di Venezia aveva pubblicato nel corso del 2019 per il censimento dei servizi esistenti e l'implementazione della rete appunto di gabinetti pubblici. La cordata aggiudicataria è formata dalla società Aigen Venezia SRL, new company in esercizio dalla data del bando, con alcuni soci già presenti in un'azienda che ha in appalto altri servizi del comune, nonché dagli studi di architettura A4 e Giorgio Vigato. Questa ha presentato come proposta la realizzazione di 28 servizi igienici di dimensioni 2 metri per 2, di estetica che ricorda quella delle edicole per giornali, da distribuire nei luoghi che incrociano la mancanza di questo tipo di servizi con i flussi principali seguiti dai turisti. A destare perplessità soprattutto la formula VC chimico da vuotare 1-2 volte al giorno e l'ubicazione troppo impattante per il contesto oppure troppo difficile da raggiungere. Queste edicole infatti dovrebbero essere sempre vicine a un canale per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione servendosi di una barca. Quindi fumata nera per il momento, vedremo come proseguirà questa vicenda dei bagni dei gabinetti pubblici a Venezia. Nel frattempo voltiamo pagina, ci spostiamo sulle pagine del Corriere del Veneto per una notizia che riguarda la politica regionale, in particolare il caos nel centrodestra e la vicenda delle varie defezioni che stanno interessando il partito di Matteo Salvini in Veneto. Tanti leghisti scontenti vanno verso Forza Italia o almeno guardano in quella direzione. Se ne parla da giorni, da settimane. Leggiamo il titolo del Corriere del Veneto di oggi: Lega, Stefani attacca i transfughi e prepara la controffensiva a Tosi. Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, Flavio Tosi, segretario regionale di Forza Italia, già sindaco di Verona e soprattutto con un passato proprio nel Carroccio. Ieri la riunione del direttivo regionale della Lega convocato da Alberto Stefani. A pochi giorni da Pontida partiranno dal Veneto 46 pullman, schierati i colonnelli per le amministrative 2024. L'articolo di Martina Zambon sul Corriere del Veneto. La notizia anche sul Gazzettino: fughe verso Fratelli Forza Italia. Alberto Stefani dice: noi siamo diversi. Il segretario riunisce il direttivo e critica la strategia di Tosi, ma noi guardiamo avanti. Pronti 46 pullman per Pontida. Malumori per il caso migranti, in vista incontro fra i sindaci e il sottosegretario Molteni. Scelti nel frattempo i legati elettorali nei comuni, appunto gli esponenti della Lega che dovranno guidare il percorso verso le amministrative nel 2024. La notizia della presenza di Marine Le Pen sul pratone di Pontida non infiamma la base. Salvini però si difende, dice: lei non esclude, il centrodestra si è unito in Europa. Insomma, è un grande caos all'interno della Lega. E nel frattempo c'è un'altra notizia che riguarda l'assessore regionale Roberto Marcato, insofferente ormai da mesi, da quando ha ritirato la sua candidatura al congresso della Lega, il congresso appunto vinto proprio da Alberto Stefani. La notizia di oggi è che Roberto Marcato per la prima volta da anni abbandona la sua pochette con il leone. La foto è pubblicata dal Gazzettino. Ora si vede Marcato con una giacca blu e la pochette bianca, basta leone di San Marco. Manca pure la spilla con Alberto da Giussano, manca qualcosa di verde. Interpellato dal giornalista Mauro Giacon, che scrive l'articolo per il Gazzettino, Marcato dice: l'ho fatto perché fa pandan con il vestito, sono un uomo di buon gusto, ci tengo molto ai colori coordinati. E poi quando il giornalista insiste, Marcato aggiunge: il leone c'è, ma è scivolato dentro il cuore. Insomma, simboli, segnali, frecciatine in qualche modo in una Lega
in subbuglio. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi, si parla appunto della politica regionale, del direttivo che si è svolto ieri della Lega, in particolare del caso Caner. Il segretario Stefani tira dritto, nulla da chiarire con chi ha avuto tanto dal partito naturalmente. L'assessore Caner nega i mancati versamenti ma non fa nessuna retromarcia. Il caso è quello appunto dell'assessore Caner. Da un lato c'è il fatto dei soldi che il partito gli chiede in termini di versamenti, dall'altra parte c'è l'ipotesi di un trasferimento di Caner dalla Lega a Forza Italia. Anche lui è uno dei potenziali interessati dal corteggiamento di Flavio Tosi. Sui quotidiani del gruppo Gedi anche un'intervista al consigliere regionale Marzio Favero. Parla di Pontida, è il prato dell'autonomia, l'invito a Le Pen è paradossale e deludente, non usa mezzi termini quindi Marzio Favero. La Lega non ha nulla a che vedere con i partiti nazionalisti, Fratelli d'Italia compresa, dichiara il consigliere regionale, che non è un consigliere regionale qualsiasi ma sarebbe il candidato numero 1 a sostituire Caner nella giunta Zaia nel caso in cui Caner appunto passasse a Forza Italia. Questi almeno i retroscena e i gossip politici che sono girati in questi giorni, in particolare sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Dice ancora Favero: Salvini ha invitato Le Pen perché si stanno avvicinando le elezioni europee ma non ha condiviso la scelta con il partito. Da 29 anni vedo gente entrare e uscire dal carroccio e i primi a lasciare sono stati proprio i più radicali. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi sulla politica regionale, in particolare sul caos Lega. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi invece con due notizie flash. La prima riguarda il nuovo anno scolastico. Siamo sul Corriere del Veneto, articolo di Martina Zambon: la scuola perde 6.000 bambini. Si cominciano a vedere le pluriclassi anche in centro città. Comincia a pesare l'inverno demografico, le aule con alunni di età diverse aumentano anche lontano dalle isole e dai paesini. Resta il problema dell'assegnazione delle cattedre. In Veneto mancano 10.000 insegnanti. Infine, l'ultima notizia di oggi: l'addio alla giornalista Maria Luisa Vincenzoni, ex volto del TGR Veneto. È mancata ieri a 67 anni, giornalista padovana, volto storico della RAI, insignita nel marzo scorso del premio alla carriera dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.